onda Potere al Popolo. Fino all'ultimo dell'anno, Sammy Varin con voi, ancora il buongiorno, buon anno, buone feste per chi le farà, per chi non le farà, ci mancherebbe altro, ma un sorriso al nuovo anno lo dobbiamo fare. Intanto le ultime notizie, il sito del Corriere si è aggiornato con Mosca che insiste sul caso dell'attacco ucraino alla residenza di Putin, mostrando una foto di un drone recuperato. Fatto sta che la casa di Putin rovinata non ce la fanno mica vedere. Ma cambiamo argomento. Oggi su tutti i quotidiani si parla ancora della manovra, si scrive tutto e il contrario di tutto. Noi ci colleghiamo con un parlamentare della Lega. Qui Parlamento. E allora buon anno e grazie per essere con noi anche in queste ultime ore del 2025 all'onorevole Vanessa Cattoi. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito e un augurio anche a tutti i vostri radioascoltatori. Buongiorno. Grazie, è un onore sempre stare insieme, fare squadra e soprattutto fare da collettore tra i nostri ascoltatori e la Lega, la buona politica della Lega, del centrodestra che cerca di trasformare le esigenze dei cittadini alla fine in legge. In questo caso molte di queste esigenze sono approvate nella manovra economica, famiglie, imprese, sanità. Ma Vanessa, vogliamo una tua fotografia di questo risultato. Quali sensazioni positive hai avuto e cosa portiamo a casa effettivamente e che possa aiutare i cittadini? Cattoi. Sì, grazie innanzitutto per darmi l'opportunità e la possibilità di evidenziare alcuni punti della manovra che ovviamente toccando molti ambiti, una manovra molto eterogenea, non possiamo approfondirli tutti, però ci tengo in particolar modo a ricordare come questa manovra sia la prima volta dopo decenni di fatto che non è servito fare una manovra di tipo correttivo, grazie all'impegno del nostro ministro Giancarlo Giorgetti, che in questa manovra non guarda alle prossime elezioni, ma guarda soprattutto al futuro delle prossime generazioni, così come ho citato Alcide De Gasperi. Ci tengo a ricordarlo perché questa manovra evidenzia soprattutto questo, e evidenzia un'altra cosa, cioè il fatto che noi siamo riusciti, senza tagli alla sanità, anzi aumentando gli investimenti sulla sanità, senza andare ad aumentare la tassazione, anche se le opposizioni continuano a ribadire l'aumento della pressione fiscale, magari farò un breve accenno anche su questo. Siamo riusciti comunque a ridurre il debito pubblico, a fare una manovra non in deficit, a uscire un anno prima dalla procedura di infrazione e soprattutto tutto questo senza andare ad intaccare e a tagliare sul welfare sociale e anzi continuando a ridurre le tasse che gravano sulle famiglie italiane, e questo l'abbiamo fatto perché all'interno della manovra noi abbiamo ridotto l'aliquota IRPEF da 35 al 33% per il ceto medio. Vorrei ricordare che precedentemente noi nelle manovre precedenti siamo intervenuti sui redditi medio-bassi e quindi abbiamo fatto una ridistribuzione per 42,5 miliardi di euro in favore dei redditi medio-bassi. Per redditi medio-bassi intendo quelli che arrivano fino a 25 mila euro all'anno, quindi anche lì siamo intervenuti precedentemente su questa fascia. In questa manovra ci concentriamo sul ceto medio e soprattutto questo lo facciamo continuando la nostra politica di riduzione delle tasse in favore dei lavoratori dipendenti, perché anche in questa manovra abbiamo 1,2 miliardi, dove noi abbiamo tagliato la tassazione al 5% per gli incrementi retributivi, abbiamo ridotto ulteriormente l'imposta sostitutiva all'1% sui premi produttività, in modo che i premi produttività siano meno tassati. Siamo intervenuti con la flat tax al 15% sul lavoro notturno e festivo, questo per continuare a lasciare sempre più soldi nelle tasche dei lavoratori dipendenti, e siamo intervenuti anche aumentando il valore dei buoni pasto. Questo è un piccolo esempio dove di fatto anche la BCE, che non mi pare sia un ente di partigianeria politica del centrodestra, e anche la Banca d'Italia e anche l'Ufficio parlamentare di bilancio durante le audizioni hanno sottolineato come di fatto il famoso fiscal drag, che non è altro che il drenaggio fiscale, cioè di fatto è l'extra profitto dello Stato che solitamente va a scapito dei lavoratori. Ecco, loro hanno detto che in questa manovra
non c'è stato alcun drenaggio fiscale, quindi di fatto è stato certificato che tutto ciò che viene detto dal centro-sinistra corrisponde a una grandissima bugia, perché di fatto viene smentita anche dai documenti che sono stati depositati anche durante le audizioni. Ma oltre a questo vorrei ricordare come, al di là del fiscal drag, noi c'è stato detto che noi andiamo ad aumentare la pressione fiscale, ma di fatto il gettito è aumentato non perché sono aumentate le tasse. E anche qua, io l'ho detto anche durante la discussione generale, lo ha certificato la Corte dei Conti, che non mi pare proprio la nostra amica, ecco, né del governo né tantomeno della Lega, ecco, però se la Corte dei Conti di fatto ha certificato che il fatto che ci sia stato un aumento del gettito delle entrate fiscali sia dovuto principalmente al fatto che abbiamo avuto un'occupazione record che ha raggiunto i massimi del 63%, che è il massimo storico per il nostro paese, e che di fatto ha permesso e ha sostenuto le entrate per il 3,5% in aumento. Questo non lo diciamo noi, non lo dico io, è da deputato della Lega, ma lo certifica anche un ente come la Corte dei Conti, che ripeto non mi pare faccia partigianeria politica. Quindi su questi aspetti è utile ricordare soprattutto come poi noi siamo intervenuti andando a ridistribuire quelle che sono, cioè togliendo da banche e assicurazioni per andare a immettere risorse a favore di famiglie, imprese, perché anche nell'ultimo maxi emendamento siamo intervenuti sul tema imprese per sostenere le imprese, perché noi ci teniamo in particolar modo a sostenere chi produce lavoro, perché riteniamo che con l'abolizione del reddito di cittadinanza quello che noi dobbiamo continuare a perseguire è il sostegno al lavoro, perché solo grazie a questo noi possiamo avere un aumento del PIL e solo grazie a questo possiamo avere anche l'indipendenza economica dei nostri nuclei familiari. Abbiamo proseguito sul sostegno alla natalità, perché anche in questa manovra noi abbiamo inserito 3,6 miliardi di euro per sostenere tutte quelle politiche che vanno nella direzione di sostenere soprattutto la famiglia, la natalità, e quindi anche qua siamo intervenuti con i bonus nido, i bonus nuovi nati, abbiamo sostenuto le mamme lavoratrici perché abbiamo continuato ad implementare il fondo a 630 milioni per sostenere proprio queste ultime, poi abbiamo inserito un fondo di 60 milioni per i centri estivi, che questo va a favore anche degli enti delle amministrazioni comunali, abbiamo aumentato il congedo per malattia del figlio e quindi dai 5 ai 10 giorni, abbiamo istituito il fondo per i minori affidati per i comuni, anche qua di 150 milioni per andare incontro alle esigenze degli enti locali. Insomma, per molti aspetti siamo riusciti, senza andare a fare tagli drastici, soprattutto applicare delle politiche rigorose e di tagli orizzontali, abbiamo continuato ad aumentare invece i finanziamenti e gli stanziamenti in favore di famiglie e imprese, andando a prendere dove? Di fatto andando a prendere le disponibilità finanziarie, le coperture della manovra, soprattutto da parte delle banche che di fatto istituti di credito che grazie soprattutto alla credibilità, alla stabilità di questo governo e soprattutto grazie anche alle politiche messe in campo dal ministro Giancarlo Giorgetti, che hanno reso il nostro paese di fatto sotto l'aspetto finanziario un paese che ha raggiunto dei livelli di credibilità e di solidità mai visti prima, e di fatto noi abbiamo che le banche, se nell'anno scorso hanno dichiarato utili per 46 miliardi, l'anno prossimo andranno a sfondare il tetto di 50 miliardi. Ecco quindi che il ministro Giancarlo Giorgetti, visto che questo è stato possibile grazie, ripeto, a delle politiche che sono state messe in atto da questo governo, dalla Lega, dal ministro Giancarlo Giorgetti, ha permesso comunque di avere una sorta di stabilità anche sotto l'aspetto finanziario. Di fatto noi andiamo a aumentare la tassazione su chi di fatto ha ricevuto di più grazie a questa buona politica di stabilizzazione, e di fatto andiamo a ridistribuire in favore di famiglie e imprese, con un occhio di riguardo soprattutto al sostegno alla natalità. E poi la sanità, non da ultimo e non per minore importanza, perché anche sul tema della sanità in questa manovra sono stati inseriti degli importanti investimenti, soprattutto riguardo alla prevenzione. Io da coordinatrice dell'intergruppo Insieme per un impegno contro il cancro, l'ho detto anche in discussione generale, sono veramente orgogliosa del fatto che si vada avanti soprattutto sul sostenere le politiche legate alla prevenzione, in particolar modo a quella oncologica, e anche in questa manovra di bilancio abbiamo visto come si sia dato seguito alla mozione che è stata approvata all'unanimità alla Camera
sull'importanza della nutrizione alimentare, perché è stato approvato un emendamento proprio che dà attuazione a quanto avevamo approvato alla Camera, e questo proprio nel solco di continuare ad investire nella sanità, perché questo governo crede fortemente che nella sanità non sia un fatto di spesa, ma sia un fatto di investimento in favore di tutti i nostri cittadini. Quindi ecco che torno a ribadire con grande coraggio, determinazione, ma soprattutto consapevolezza delle leve economiche da poter innescare per favorire comunque il sostegno l'abbassamento del deficit e il sostegno invece del PIL, siamo riusciti comunque sia a fare una manovra che permette di dare continuità e soprattutto di dare credibilità al nostro Paese da qua anche l'anno prossimo in uno scenario internazionale che di fatto è un scenario alquanto aleatorio, perché purtroppo i conflitti, come avete poc'anzi detto, anche quello sul fronte russo-ucraino, non sono neanche non hanno trovato ancora una soluzione, quindi di fatto anche questa aleatorietà non permette grandissimi margini, però ritengo che questa manovra sia una manovra che ha dato delle risposte importanti, soprattutto nei confronti anche del welfare sociale, che solitamente è una partita dove poco abbiamo visto la politica interessarsi soprattutto di questo aspetto. Ecco, noi invece ci interessiamo parecchio e lo stiamo dimostrando portando avanti delle politiche puntuali anche all'interno di questa manovra. Vero, 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 e noi ti seguiamo, Vanessa, per quello che fai in ambiti importantissimi. Sto per salutarti, ma ti stanno salutando tanti ascoltatori che scrivono al Grazie. 340-6709-659. In particolare mi ha colpito quello che mi ha scritto Lucia, e a proposito della manovra e a proposito della rottamazione quinques, che potrà dar modo a chi non è riuscito a pagare le tasse o ha saltato qualche rata della scorsa manovra di ricominciare pagando quanto dovuto, chiaramente in maniera scontata. E questa ascoltatrice mi chiedeva quando potrà cominciare a pagare. Sembra incredibile, ma capisci anche come ci si tolga un peso, e chi ha questo debito con lo Stato, chi ha denunciato le proprie tasse, ma per i motivi più vari non è riuscito poi effettivamente a pagare. E quando si potrà cominciare con la rottamazione quinques? Hai già un'idea su questo? Beh, adesso dobbiamo ottenere i decreti attuativi, ovviamente sono tutte le Esatto. misure che vanno a definire poi in modo puntuale le tempistiche, ma entro l'anno prossimo verranno comunque definiti tutti i criteri e verrà dato modo poi di dare le informazioni anche attraverso i canali ufficiali istituzionali per poter fare in modo che ci possa essere una regolarizzazione da parte, come hai detto tu, anche di tutti i cittadini che di fatto le tasse le hanno pagate, vogliono pagarle, ma di fatto hanno avuto un momento di difficoltà tale per cui non sono riusciti ad adempiere ai loro impegni. E questo mi dà modo di ricordare, non da ultimo, cosa che non ho detto precedentemente, come a favore dell'aumento del gettito e quindi degli incassi che abbiamo avuto, proprio nel solco anche di questa della questione della rottamazione, vorrei ricordare come con questo governo, di fatto, che viene accusato di essere il governo che aiuta gli evasori, che invece sostiene chi vuole fare il furbo, non è assolutamente così, perché per la prima volta certifichiamo e registriamo un incasso storico e record di 26,3 miliardi di euro recuperati dall'evasione fiscale, un dato che non è mai stato raggiunto precedentemente e che di fatto va proprio nel tracciare una traiettoria ben definita, cioè che noi comunque sosteniamo coloro che hanno difficoltà e vogliono comunque regolarizzarsi, ma allo stesso tempo invece andiamo alla ricerca di coloro che invece le tasse non le vogliono proprio pagare, e quindi di fatto anche questo è tutto certificato all'interno della manovra, e questo è anche quello l'impegno che come Lega abbiamo sempre detto di portare avanti. Quindi sicuramente l'anno prossimo, appena avremo modo di avere i decreti attuativi, saranno poi definite anche le tempistiche in modo puntuale per poter attuare anche queste misure che sono state inserite
in quest'ultima manovra di bilancio. Dai, allora affrontiamo il nuovo anno con un sorriso, ringraziando naturalmente la buona politica che c'è, anche se troppo spesso non viene messa in risalto su alcuni quotidiani. Grazie alla deputata della Lega, Vanessa Cattoi. Di buon anno a voi tutti, ne approfitto per augurare veramente un buon anno a te, a me e soprattutto a tutti i vostri radioascoltatori, che sia un 2026 ricco di soddisfazioni che ci permetta anche di raggiungere sempre migliori obiettivi in favore delle nostre comunità e dei nostri cittadini, che questo deve essere l'obiettivo principale di noi legislatori, di noi politici. Quindi grazie ancora e un augurio di un buon 2026 a tutti. Grazie, buon anno, alla prossima. Qui Parlamento. Ho lo sguardo triste su migliaia di persone che, prive di quel briciolo di cuore, sono lontane da sereni sentimenti. E io sempre più fuori mi escludo dalle assurdità, scivolando via dai loro teoremi devianti. Arbitrarie angherie amalgamate alle loro storie, così sleali chiaramente di parte, alteranti dalla realtà. Qui non c'è il sole, ma una coltre di nebbia dice niente di nuovo. Oh sì, solo ingiustizie mi rivolgo ora a loro. Cos'altro volete da noi? Voi siete inadeguati. Oh no, non sarete voi a salvarci. Ma chi vi crede più? Andrete tutti a casa, lo spero, in fretta. Si esaltano le iniquità e quanti loro capi espiatori avidamente vogliono la ragione che annulla le nostre utilità. Ora risuona l'evidenza della loro cattiva e seccante coscienza ideologica e se garanzia alle loro azioni futili. Ma guarda un po' questi qui, questi raccomandati. Siete inadeguati. Ah no, non sarete voi a salvarci. Ma chi vi crede più? Andrete tutti a casa, lo spero, in fretta. Voi siete inadeguati. Ah no, non sarete voi a salvarci. Ma chi vi crede più?
andrete tutti a casa, lo spero, e in fretta. Un po' Battiato, un po' Rino Gaetano, non te regge più, un po' il vecchio cantautorato anni 70. Questa è musica homemade, è fatta in casa da un nostro ascoltatore che non è assolutamente un professionista, si fa aiutare poi da professionisti, ma che ha scoperto questa sua vena meditativa. E questa è una canzone molto politica, insomma, perché dice in poche parole andatevene, cambiamoli quelli che ci stanno governando. È una critica potente, anche perché no al governo di oggi, perché potrebbe fare molto meglio, ma c'è un freno a mano tirato che potete immaginare di chi sia, di giudici, certi magistrati. Ritroviamo questa canzone, si chiama Cambiamoli, la potete trovare facilmente su YouTube scrivendo Albemar, che è l'autore. Cambiamoli di Albemar. Lui è Alberto Marcazzan, che lancia questo buon proposito per il nuovo anno, che gli incapaci e i raccomandati sistemati in posizioni dirigenziali vengano spazzati via. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ma ci aspettano belle battaglie, anche perché adesso sta storia che arriva la corrente islamista nel Partito Democratico, sapete, parte il Partito Islamista, il Partito Democratico gli darà una mano facendo una corrente islamista. Io non ci posso credere, non ci voglio credere, voglio essere ancora ottimista su questo fronte. Sono le 11:24, dopo le 11:30 proviamo a cercare Silvia Sardone. Promesso, è una promessa, signori, la troveremo per chiedere anche a lei un bilancio politico di questo 2025 ormai in chiusura. Intanto un po' di WhatsApp, certo, al 3406709 Gino il Pidino ci scrive, no, non so se è Pidino, però molte volte dà la sensazione, praticamente in Italia governano i magistrati, i giudici, su questo hai ragione, che applicano la legge interpretandola a loro sentimento, ma governa anche la mummia siciliana, che io non capisco proprio di chi stia parlando. Che non abbiano ragione quelli che non vanno a votare, cioè quelli che non votano, tanto per avere su dei burattini senza palla che parlano, ma alla fine si adeguano al volere della casta giudiziaria, conviene veramente non votare. Ma caro Gino il Pidino, prima di tutto andare a votare in primavera, si deve decidere ancora il giorno preciso per il referendum sulla giustizia, che è già un primo passo per avere dei magistrati un po' più con la schiena dritta di quelli, solo alcuni che ci sono adesso. E poi se non vai a votare non c'è più speranza, vuol dire che perdi la speranza e lasci fare tutto alla sinistra o, perché no, a questo nuovo partito islamico. Wow. Messaggi WhatsApp al 34067096959. Se mi state ascoltando in diretta alle 11:26 me ne spedite uno, ve lo leggo al volo. Grazie. Auguroni per un felice anno nuovo. Mi è piaciuto il passaggio da signorini a non spaventare gli uccellini. Giuro che non ricordo nulla di ciò che è avvenuto questa mattina presto. Guarda, io ho il mio problema, io dico le cose poi me le dimentico. Ciao Sammy, come tutti i fine anno sto fotografando gli italici terronoidi, è un termine strano, terronoidi, è complicato, è peggio della mummia siciliana, che sparano botti in luoghi pubblici. Allora, caro Luca da Brescia, questo è secessionista, no? E ti devo dire una brutta cosa, che ormai anche noi qui al nord,
con la T finale, e usiamo fare sta cosa. Abbiamo parlato proprio questa mattina, ne abbiamo parlato con Manfredi Potenti, che è responsabile della tutela benessere degli animali all'interno della Lega, e ci ha detto che esistono fuochi artificiali anche silenziosi. Allora, i petardi silenziosi posso capire che non devono essere un granché, ma i fuochi artificiali silenziosi, guarda che è una bellissima idea. A Lucca questa notte fanno esplodere questi fuochi artificiali silenziosi, che quindi non terrorizzano gli animali, non ammazzano gli uccellini che si uccidono poi andando a sbattere ovunque, e soprattutto non rompono i coglioni alla povera gente che magari vuole dormire. Oltre a beccarsi una bella denuncia, scrive ancora Luca il secessionista, denuncia, multa, impareranno a proprie spese che certe usanze vituliche, degne di paesi trogloditi, da queste parti non sono tollerate. Beh, noi ci abbiamo direttamente ormai Maranza, che non fanno esplodere petardi, ma ti violentano, Tarush Gamea? Dalla parte della civiltà, dalla parte degli animali, dalla parte di chi si vuole evolvere. Unica soluzione? Beh, cosa potrebbe essere? Autodeterminazione e indipendenza. Certo, ma Luca, ormai siamo pieni di petardi e di Maranza. Dove li cacciamo? Punto di domanda, tutti in Piazza Duomo. Dai. Ciao, vai in Cambogia, trovi insetti, cavallette, bisce e serpentelli al mercato. Lo so, però io vorrei trovarli anche qua per farmi la prima mangiata per il nuovo anno. So scemo. C'è anche un messaggio audio, sentiamo. Questo è quello che vuole Radeschi. Cos'è? È la marcia? Ecco, hai visto? Ecco, e falla sentire allora. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che
Proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che Olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Salve a tutti, amici radioascoltatori di Radio Libertà, una grande radio con grandi persone e soprattutto in particolare Sammy, ecco, perché davvero il suo invito ad ascoltare le mie proposte comunicative come cantautore e psicologo è veramente un invito davvero grande. Grande anche perché condivido con tutti voi un grande pubblico, un bellissimo pubblico. Questa canzone Sei un numero, siamo tutti un po' ridotti dai numeri adesso come adesso. Ci vogliono tutti mettere in fila, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Invece credo che l'essenza dell'uomo sia esattamente l'opposta. Ognuno di noi è unico, unica, e quindi penso sia importante a volte anche urlarlo, magari come faccio io, ma tutti noi lo possiamo fare a proprio modo, in una canzone, in uno scontro, in un incontro e in un confronto. A voi tutti amici di Radio Libertà un grande ascolto e un grande abbraccio. Massimo Franchini, psicologo cantautore. Sempre sembra facile per te conoscere il mondo, misurare e valutare, ma quell'errore che sfiora il cuore ti svela l'ombra di un amore e di un dolore. Hai perso quando dici di vincere, sei fuori quando parli di comprendere, non cogli l'essenza della vita nel gesto gentile che non sa pesare, un sorriso che sfugge a un'anima in cerca in un mare di parole ma intere. Invidio chi vive in cerchi perfetti dentro te, dove il cielo è sempre blu, ma non aspetto che tu possa capire, basta un sorriso per riempire l'inquietudine. Quante volte ho visto cuori importanti ridursi a niente nell'oblio del tempo, quante anime perse senza sapere di esistere nel labirinto della mente, cerchiamo il nostro centro. Hai perso quando dici di vincere, sei fuori quando parli di comprendere, non cogli l'essenza della vita nel gesto gentile che non sa pesare, un sorriso che sfugge un'anima in cerca in un mare di parole ma intere.
mentre il mondo danza, noi rimaniamo in questa ricerca insieme, ci innamoriamo. Ma senti un po' com'è potente questo pezzo del cantautore psicologo, signori, perché noi le persone normali non le vogliamo. No, scherzi a parte, ma perché gran parte degli artisti indipendenti hanno un lavoro, tra virgolette, serio, e poi fanno questa passione, portano avanti questa esperienza musicale stupenda che molte volte trasmette dei messaggi molto più genuini dei soliti cantautori che siamo obbligati ad ascoltare dalle grosse e grasse radio. Si chiama Massimo Franchini. Questo pezzo Sei un numero lo trovate facilmente sugli store digitali o semplicemente su YouTube, e io approfitto naturalmente per ringraziare i tantissimi artisti, scrittori, registi, gente che ha ancora voglia di parlare, di dire qualcosa, che si sono fatti avanti in questi mesi con Radio Libertà, scrivendomi una mail sammy.varin@radiolibertà.net, cercando Sammy Varin sui social, Facebook, Instagram, e chiedendo di parlare. Io ho il microfono in mano e ve lo cedo volentieri, perché oggigiorno chi ha davvero il coraggio di parlare e di dire cose fuori dal coro merita un palco. Intanto farà freddo, certo, nei prossimi giorni, e farà freddo probabilmente anche domani, ma Vannacci il bagno lo fa. Tuffo di Capodanno a Viareggio, domani, primo dell'anno, come ogni anno, scrive il generale Vannacci, vice segretario federale della Lega. Io ci sarò e cominceremo insieme un 2026 di coraggio, audacia, sfide, speranza e voglia di raddrizzare questo mondo sottosopra. Facci vedere la locandina, che dicono naturalmente che è una locandina fascista. Vieni anche tu e inizia l'anno battendo un record. L'anno scorso eravamo più di 700, quest'anno vogliamo superare la barriera dei 1000. Hai freddo? Stay home. Signori, domani, giovedì 1 gennaio, Piazza Mazzini, Belvedere delle Maschere a Viareggio, edizione 12. Tema rosso rubino, consigliato indossare qualcosa di rosso. Ritrovo ore 10:30 e poi naturalmente si fa un po' di movimento, ci si scalda, eccetera, prima di buttarsi dentro. 11:30 briefing allineamento, benedizione del mare, anche di quelli che si tufferanno non si sa mai. Ricordiamo, è aperto a tutti questo primo tuffo dell'anno di Viareggio, gratis, senza iscrizione, senza limiti d'età. La firma vale come manleva, chiaramente, se morite, ma ci sarà anche la Croce Rossa lì ad attendervi. Scherzi a parte, lo vedremo poi su tutti i giornali e telegiornali. Il generale Vannacci, ma anche i tantissimi coraggiosi che domani, primo dell'anno, si tufferanno. WhatsApp, certamente, tanti, e vi ringrazio al 340 67 09659, perché siamo una bella famiglia veramente. Come liberarsi dai Maranza? Non voglio saperlo assolutamente, mi date dei brutti consigli. No, la vergogna è appunto quella che siamo qua a dire come difenderci dai Maranza la notte di Capodanno. Vi ho dato dei consigli su qualche locale, eccetera, o vi ho detto non andate in Piazza Duomo, ma giustamente qualcuno ci scrive: ma Piazza Duomo è nostra, non è dei Maranza. Questa è la cosa vergognosa, cioè il sindaco di Milano ha fatto in modo che Piazza Duomo diventasse dei Maranza e non dei milanesi.
Ma vi sembra giusta questa cosa? Chiamatemi se volete, le linee sono aperte e libere. 02 9294 7222. Sono qui per ascoltarvi, signori. Oppure inviate un messaggio al 340 6709 659 come ha fatto questa persona. Sentiamo un po' cosa dice sul cursore. Ciao Sammy, sono Barca. Voilà. Anche il 31 sono qui con te ad ascoltarti. Grazie. Volevo ricordare come si chiama, alla corrente islamista del PD che Hitler aveva tra i suoi sostenitori come si chiama lì, il culo a mamma, l'imam numero uno dell'islamismo, insomma, era quindi molto legato agli islamici. Questo era Hitler. Lo stesso Mussolini nei confronti dei musulmani aveva proprio delle predisposizioni, gli voleva bene, gli regalarono una sciabola che lui sfoderava come si dice, con orgoglio. Quindi gli ho quel PD che si studiassero un pochettino di storia. Ciao Sammy, se ci sentiamo il 2 a sto punto. Ciao. Grazie caro. Consiglio ai nostri potenti, lo ha detto lui. Chi subisce un infortunio a causa dei botti, perché si stava facendo i botti, le spese mediche se le paga lui, anche le eventuali protesi per la mano, per l'occhio. Le spese mediche se le paghi lui, perché si è provocato il danno, perché devo pagarle io. Basterebbe questa norma per ridurre di molto, sai? Ne abbiamo parlato con il senatore Manfredi Potenti questa mattina in rassegna stampa, e se vi siete persi l'argomento di animali, animalismo e quindi botti che spaventano e a volte uccidono gli animali, trovate tutto sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast. Ho detto che aspetto le vostre chiamate 029294 7222. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto? Marco da Mantova, Sammy. Eccolo. Per fare gli auguri a te e a tutto lo staff. Io Grazie. sono follemente innamorato della voce di Natalia. Vabbè, non sei l'unico, qui c'è la fila, distribuiamo i bigliettini. Al di là di tutto è dolcissima, però voglio parlare appunto di quello che parlavi tu dei Maranza. Lo schema che viene utilizzato dai musulmani è sempre lo stesso: creare delle zone franche dove loro spadroneggiano, loro dettano legge, loro inducono i residenti autoctoni ad abbassare la testa, quindi adattarsi, oppure a sgomberare e andare via. Lo abbiamo visto nel nord Europa, dove ci sono degli interi quartieri delle città, ma anche nella vicina Francia, dove se le forze dell'ordine devono entrare, lo devono fare in forze, altrimenti sono rogne, e dove i pochi residenti appunto abbassano la testa, si adeguano, o meglio si integrano a loro, si sottomettono a loro, oppure vanno via. Perché i valori degli immobili vengono praticamente svalutati. Noi non abbiamo imparato niente come Italia da quello che è successo nei decenni scorsi in Europa, e adesso abbiamo a che fare con questa feccia, io la voglio chiamare feccia, di gente che non ha nessuna voglia di integrarsi a noi, anzi vuole dettare legge. Allora o ci svegliamo e facciamo come loro, cioè comunità, perché loro fanno comunità. Noi invece questo senso di identità lo abbiamo perduto, perché siamo degli individualisti, perché se il mio vicino ha dei problemi, me frega a me, ok? E purtroppo è sempre di più la gente, poi chiudo e lascio spazio agli altri, che la pensa così e che di politica non ne vuol sentir parlare, ma del resto le istituzioni che sono state costruite negli ultimi 40-50 anni hanno indotto la politica a non fare più politica, ma prendere ordini dall'esterno, e il primo responsabile è stato il PD, che ci ha consegnato l'Europa, e adesso noi siamo sotto dei vincoli esterni, siamo sotto la finanza e la globalizzazione, che praticamente stanno dicendo a tutto il mondo di adattarsi, di cambiare l'ordine, quando ci hanno detto che cambieremo l'ordine globale. L'ordine globale molto probabilmente è quello dettato dalla finanza e dai musulmani. O ci ribelliamo, o nel giro di 20 anni, e probabilmente io e te Sammy ci saremo ancora, vedremo un mondo, un'Europa completamente diverso da quello nel quale siamo cresciuti. Buon 2026 di lotta, ciao!
Grazie Marco, è uno dei nostri editorialisti quotidiani, ma siete in tantissimi, dalla mattina alla sera, lo dico per i nuovi ascoltatori, è bello avere una radio dove poter parlare chiamando semplicemente un numero 0292947222 o inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. La verità, l'ha detta Marco, ma la ribadisco io, è che ci stiamo arrendendo. Vi state arrendendo in due modi, con due esempi. Ad esempio, non andando questa sera in Piazza Duomo a Milano. E noi siamo qui a dirvi di non andare, siamo qui a dirvi di non rischiare perché ci sono i Maranza, di andare in qualche locale pulito dove i Maranza non entrano perché magari è troppo elegante. E questo significa arrendersi, così come molti di voi si sono arresi e non vanno più a votare. E chi vince? La sinistra. E se non andiamo in Piazza Duomo, chi vince? I Maranza. Ci stiamo arrendendo a loro? E li chiamiamo Maranza, ma sono i figli del barcone, detto in maniera molto più volgare. Sono gli immigrati di seconda, terza generazione che sono stati abituati, probabilmente dai propri genitori, a vivere nella giungla, a portare il macetino da tasca. E questa cosa la stanno insegnando anche ai nostri figli, che sai com'è, visto che magari ci devono andare a Milano per studio o per lavoro, senza coltello non escono più. Dove stiamo finendo? Questa è la meditazione di fine anno del Semivarin. 0292947222. Chi vuole parlare chiami adesso. Pronto? Buongiorno signor Semmi di Setta. Buongiorno. Allora, signor Semmi, la sinistra senza leader è con tanta confusione secondo me. Cioè la sinistra non ha personalità e neppure una leadership riconosciuta. Attualmente, signor Semmi, non esistono leader di sinistra e non esiste una cultura di sinistra in cui una persona, secondo me, possa riconoscersi. C'è molta confusione, ognuno parla, sembra solo per se stesso. Culturalmente è zero, sarebbe da rifondare. Questa mia opinione è molto dura, ma è così che si allontanano gli elettori dalla politica e dal voto. Forse oggigiorno la politica in gran parte manca di leader culturalmente validi. Secondo me viene prima la cultura e poi la politica. La saluto e buona giornata, signor Semmi. Grazie carissima, buon anno anche a te. Ma io ho proposto tempo fa, ma non mi ha cagato nessuno, come succede spesso, di regalare un biglietto della lotteria a tutti coloro che vanno a votare. Secondo me, anche un gratta e vinci. Secondo me, ti giuro, non dico che poi tutti vanno a votare, però un 20%, sto basso, un 20% di quelli che non votano ci vanno, solo perché mi regalano il biglietto della lotteria. Non sarebbe una bella idea? Dai, cacchio, ci sarà qualche parlamentare che mi sta ascoltando in questo momento? 0292947222, se volete parlare con noi le linee sono libere, oppure, e mi state riempiendo, i WhatsApp al 340 6709 659. Intanto stiamo cercando Silvia Sardone, vice segretaria della Lega, la troviamo prima o poi. Io do da mangiare a quei ragazzi, no, a quei gatti randagini. Cosa si può fare con loro? Vi dicevo, ne abbiamo parlato stamattina, parlando appunto dei botti e facendo i complimenti alla città di Lucca che questa sera farà botti silenziosi, quindi fuochi artificiali silenziosi. Cosa si può fare? L'unica cosa che vi posso dire, se avete gatti o cani in casa questa sera, li tenete con voi all'interno dell'abitazione, non lasciateli fuori in giardino perché si sentono veramente disperati. Chiaro, quelli randagi, la cosa più terribile sono quelli randagi, e vi dicevo, non ci pensiamo mai, ma tanti uccellini muoiono in queste notti perché si terrorizzano e vanno a sbattere ovunque. Lo so, sono cose futili rispetto ai grossi problemi della vita, però colpiscono anche queste cose e forse a volte colpiscono più di altre cose che dobbiamo sorbirci quotidianamente.
Dario, buongiorno. Oltre al grave problema dei Maranza, non si potrebbe accennare alla decima di miliardi che ultimamente l'Italia ha regalato all'Ucraina? Bravo Dario, auguri anche a te. Ne abbiamo parlato con Alessandro Morelli, sottosegretario alle 9. Ritrovi tutto nel podcast di Radio Libertà. È chiaro che sempre sul solito discorso, se votate in pochi la Lega, quanto abbiamo? 8-9% a dir tanto, anche all'interno del governo ci siamo puntati, ne abbiamo dette fatte di tutti i colori, siamo riusciti a puntare soprattutto su altri aiuti che non fossero militari e l'economia sia importante, certo, ma ci stiamo attenti, siamo tutti lì a guardare dove finiranno i soldi, speriamo che non si comprino altri cessi d'oro, però veramente lì è questione che all'interno del centrodestra non è la Lega a comandare, capito? Ci sono altri che hanno più voti e altri che si occupano di questo argomento. Cioè praticamente Luxuria sta dicendo che per i gay è normale comportarsi così? Vogliamo rigirarla e dire piuttosto che il silenzio prolungato su questa faccenda sia dovuto anche al falso perbenismo woke che vuol far apparire tutto quello che presenta come un ideale perfetto? Si parla di signorini che oggi veramente su tutti i giornali, in questi giorni ho cercato di non parlarne, ma oggi non ho potuto fare a meno, e la Lussuria oggi su Repubblica dice che è solo perché è gay che viene fatto tutto questo rumore. Buongiorno Sammy, sto ascoltando il nostro onorevole, ritengo che non sia giusto che i nostri giovani debbano stare attenti a scendere in piazza stasera a Milano, anzi mi auguro davvero invece che i nostri giovani scendano in piazza e fronteggino quelli che sono i Maranza. Basta lasciare la nostra terra a questi infami, basta. Brava Agnese, è quello che penso anche io, non sarebbe niente male, ripeto. Se andiamo in Piazza Duomo non dico di portarvi la pistola o il macetino da tasca, però ecco, non mandiamo le nostre ragazze da sole, e se ci vanno ci vada anche un fratello, un cugino, un po' di gente, una compagnia, e stiamo tutti insieme, perché ripeto, il Taarrush Gamea dei Maranza è fatto così, cioè si fa un giro tondo intorno alle ragazze e ci si avvicina sempre di più, molestandole e toccandole, ok? Per far capire la superiorità dell'uomo rispetto alla donna, un'antica usanza, mica tanto antica, egiziana, ok? Noi ci andiamo in Egitto, ma non ci hanno mai fatto il Taarrush Gamea in Egitto, che strano. Buongiorno mitico Sammy, clandestini islamici di seconda generazione, sono radicalizzati fino al midollo, ma bevono alcol e si strafanno di droghe, rispettando quindi ciò che gli fa comodo anche nella loro religione. Fanno schifo loro e la sinistra italiana che sta con loro. Buon anno a te e a tutta la radio, caro Daniel. No, prendiamo le distanze da queste cose brutte che dici. Certo che sì, fa molta impressione questa cosa, però ma forse non bevono alcol ma si drogano, quindi nel Corano non è citata la droga, potrebbe darsi questa cosa, perché l'alcol non dovrebbe effettivamente essere utilizzato da quelli che ci credono davvero nell'Islam. Sammy caro, tramite tuo indirizzo i migliori auguri di un 2026 in salute e serenità a tutti voi di Radio Libertà, alle vostre famiglie, con un grande ringraziamento per la compagnia e l'arricchimento personale che mi fate, che mi date. Luciana da Muggiò, grazie Luciana, un abbraccio. Io abbraccio chiaramente gli storici ascoltatori di questa radio, fin dai tempi di Radio RPL, di Radio Padania Libera. Ci siamo ancora e trasmettiamo sempre le stesse cose, ci siamo semplicemente aggiornati con un nome diverso, ma tutti sanno che siamo ancora Radio Padania e le cose che diciamo sono sempre quelle, troppo spesso ci vediamo ben lontani e chiaramente ascoltiamo le vostre voci, e quindi lo dico sempre, magari c'è gente che ci segue e dice ma col cavolo, ma perché dovrei telefonare? Provate questa cosa una volta, perché vi dà più forza poi per essere più coraggiosi e magari certe cose dirle in faccia alla persona a cui vi state riferendo. Basta inviare un messaggio, anche audio se volete, o anche video, al 340
6709 659. Il primo giornalista che va in onda lo fa ascoltare. Buon anno e non perdiamoci l'immancabile sermoncino del monarca siciliano. L'ha chiamato monarca, va già bene. E lo so, ci eravamo completamente dimenticati di questa cosa, fino a ieri non ne parlava nessun giornale, ero tutto contento e invece stamattina tutti a parlarne, ma io naturalmente la mia rassegna stampa, lo sapete, è diversa, grande come l'Universa, non ne ho fatto assolutamente menzione. Max, sei fantastico, scrive Raffaella. E ancora auguri a tutti voi della radio per il prossimo 2026, per la compagnia che ci fate. Mari Ermi, grazie, siete voi che fate compagnia a noi, perché sai, io sono qua che parlo, molte volte c'hai questa sensazione di essere da solo, nonostante ci sia Natalia che mi guarda assorta, però dice, oh, non è che sto parlando e non mi sente nessuno, e allora mi piace poi ogni tanto fare l'appello, ma funziono? C'è qualcuno? E quando faccio questo appello mi arriva una spatafiata di messaggi WhatsApp, allora dico sì, c'è proprio qualcuno. Ancora messaggi. Sembrava che la Lega voleva fare questo referendum. Ne parlava anche Salvini per potenziare la legittima difesa per ogni situazione di aggressione dentro le case, anche nei negozi, ovunque chi usasse violenza anche in passeggiata. Ma caro, ma lo vedi, la Lega c'ha pronto un altro pacchetto sicurezza. Il problema è quello che poi tu fai una cosa e ci sono giudici e magistrati che non la applicano o la applicano come vogliono loro. Che fare in questo caso? Non dobbiamo semplicemente arrenderci, questo è poco ma sicuro. Per prima cosa, buon 2026 a te famiglia, mi scrive Luca. Per il resto, da previsione per la questione armi, ho l'impressione che sia un attaccarsi ai vetri per mantenere la cadrega, sempre il ditino alzato come dici tu, ma alla fine si vota tutto come sempre. Quindi perdere la cadrega non dà fastidio solo agli ex che hanno creato nuove leghe, no? Ma no, caro Luca della provincia di Brescia, qui non è questione di perdere la cadrega, era questione di uscire dal governo, che se voti no e fai un casino ti sbattono fuori dal governo e poi veramente non conti più nulla, mentre qui quello che si fa sul fronte sicurezza lo portiamo avanti noi. Conta che poi c'è il Parlamento su questa questione dei soldi, delle armi, e in Parlamento ne vedremo e ne sentiremo delle belle, perché ad esempio Claudio Borghi ha già annunciato che non voterà. C'è un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Ciao Sammy, Pietro, Voilà. io te l'ho detto cosa bisogna fare. Facciamo rientrare tutti i nostri militari e teniamoli nelle nostre città, perché la guerra è qui. Mamma mia, e non dirmelo, abbiamo parlato anche con Morelli stamattina, e d'altronde è Crosetto che si intende di questa cosa, e lui ha altre idee. Signori, ci fermiamo, certo, ma solo per qualche minuto, oggi è mercoledì, è l'ultimo dell'anno e c'è anche tutto un magna, e tra poco vi parlerò di una cosa che non vi aspettate, perché voi dite, ma Natale ormai è passato. No, c'è l'ultimo dell'anno, c'è il primo dell'anno, c'è la Befana, c'è ancora una settimana praticamente in cui poter girare a caccia di belle atmosfere, e in questi casi tra pochissimo ci sono i presepi del nord Italia. Non sfuggite, ritorno tra poco. Avete ascoltato Potere al Popolo.